decreto legislativo 165/2001 è stimato in euro 550.000 per l'esercizio 2019. Visto il DM del 22/12/2015, pubblicato in decreto ufficiale numero 300 del 28/12/2015, con il quale è stato approvato il piano e indicatori, risultati attesi di bilancio degli enti locali, visti dall'articolo 18 del decreto legislativo 118/2015, è preso atto che le relative risultanze per il presente bilancio di previsione come contenute nell'allegato numero 5 della presente deliberazione, presa atto che del parere del revisore dei conti in merito alla nota di aggiornamento del DUP allegato numero 6, della relazione del medesimo organo in merito del bilancio di previsione costituente allegato numero 7 alla presente deliberazione, visti il decreto legislativo 267/2000 e del decreto legislativo 118/2011 e relative modifiche e integrazioni, visto il vigente regolamento per la contabilità, con particolare riferimento al capitolo 3, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 14 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità tecnico-contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000, dell'articolo 3 del regolamento di controllo interno in merito alle presenti proposte di deliberazione. Quanto sopra espresso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare e approvare la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2019-2021 pertinente allegato numero 1 al presente atto. Approvare il bilancio di previsione 2019-2021 e le risultanze di cui è allegato numero 2 alla presente deliberazione. Dare atto della regolarità delle documentazioni complementari previste dall'articolo 11,3 lettera da A alla F del decreto legislativo 118/2011, dell'articolo 162,1 lettera A e lettera B del decreto legislativo 267/2000, contenuto nell'allegato numero 3 alla presente deliberazione, oltre alla nota integrativa, articolo 11,3 lettera G del decreto legislativo 118/2011, che ne costituisce legato numero 4, e la regolarità del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali, previsto dall'articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011, che costituisce legato numero 5 alla presente deliberazione. Di dare atto che costituiscono altresì allegati alla presente deliberazione il parere del revisore dei conti in merito alla nota di aggiornamento al DUP e la relazione in merito al bilancio di previsione allegato numero 6 e numero 7. Grazie, Assessore Barbaro. Sono interventi. Capogruppo Manuela. Sì, grazie, solo per avere così una specifica, sempre assai difficile insomma riuscire a cogliere le voci di bilancio e collocarle lì. Ma volevo chiedere se è possibile approfondire se la voce relativa alle entrate da titoli abitativi, di previsione che prevede una voce per il 2019 di 3.008, quindi abbastanza copiosa. Volevo chiedere se dentro questa voce erano previsti anche gli importi, la porzione di importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della legge urbanistica, oppure se sono solo diciamo intimamente collegati proprio ai titoli abilitativi e vitalizi, ecco, oppure se insomma in buona sostanza la domanda è se abbiamo alba e se abbiamo contezza ad oggi di quali saranno gli introiti derivanti da questo tipo di opportunità che abbiamo fatto per la nota urbanistica. Grazie. Grazie al capogruppo, Assessore Barbaro. Ci sono altre domande, poi rispondiamo insieme. Ci sono altre domande? Signor Sottosegretario. Sì, effettivamente in quella previsione sono già compresi anche quelli previsti negli articoli 6 della legge 11. Effettivamente ritorno più complesso proprio a ragione degli articoli 6 che sono in corso di formazione.
Grazie. Ci sono altri interventi? Nessun intervento, mettiamo ai voti. Dobbiamo fare tre votazioni. Uno per il documento di programmazione, uno per il bilancio e uno per la immediata eseguibilità. Quindi mettiamo ai voti il documento di programmazione unico. Tutti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. 5, 16. Mettiamo ai voti il bilancio, voti favorevoli, voti favorevoli, e i voti contrari, 5, voti astenuti, nessuno. Mettiamo la immediata eseguibilità dei documenti, voti favorevoli, voti contrari, astenuti nessuno. Delibera viene approvata. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno, attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale con Moschetta, piano programma 2019-2021. La parola al signor Sindaco. Visti gli articoli 42 seguenti dello Statuto dell'azienda speciale con Moschetta, nei quali vengono disciplinate le modalità circa la vigilanza, il controllo e la verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, preso atto che in data 31 dicembre 2018 è stata acquisita con numero 43.015 al protocollo del Comune la deliberazione numero 70 del 18 dicembre 2018 del Consiglio di amministrazione della citata azienda speciale, avente ad oggetto un piano programma e bilancio di previsione 2019 allegato 1, collegata dalle motivate osservazioni espresse dall'organo di revisione allegato 2. Esaminata la documentazione trasmessa e la relazione dell'organo di revisione, preso atto che la programmazione del triennio prevede la chiusura inutile, secondo limitato, di ciascuno degli esercizi considerati, con ciò superando le difficoltà più volte emerse negli ultimi anni, e che tale previsione suffragata da un'accurata analisi economica e finanziaria che trova conferma anche nel documento predisposto dall'organo di revisione, fermo rimanendo l'invito a proseguire e intensificare l'attività di controllo della gestione iniziata nel corso del 2018, al fine di ottenere tempestivamente informazioni sull'andamento e risultato della gestione di eventuali criticità. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 14 marzo 2019, si chiede al Consiglio Comunale di approvare il piano programma 2019-2021 dell'azienda speciale con Moschetta nelle risultanze di cui la deliberazione numero 70 del 18 dicembre 2018 di detto ente, di invitare gli organi di indirizzo gestionali dell'azienda speciale a fare proprio quanto suggerito dall'organo di revisione circa la prosecuzione e l'intensificazione dell'attività di controllo della gestione iniziata nel corso del 2018 al fine di ottenere tempestivamente informazioni sull'andamento della gestione e su eventuali criticità. Grazie, ci sono interventi. Capogruppo Ferraro. Sì, grazie. Per quanto riguarda il piano programmatico nell'allegato numero 10, si fa un'analisi poi della struttura complessiva, quindi dell'azienda speciale con i vari servizi di cui si occupa. In particolare, per quanto riguarda la casa di riposo, abbiamo sempre il solito problema annoso della perdita dei posti letto, che viene compensata dagli altri servizi. In particolare si dice che nel 2018 sono venuti una media di ospitalità private rispetto a quelle pubbliche, quindi quelle sanitarie, quindi con una quota sanitaria inferiore pari a 29 euro pro capite. Questo viene scritto nella nota come una situazione che è stata provocata magari dall'apertura di nuove strutture residenziali come il Flotore di Mosco. Ecco, tra le azioni che sono state definite per rilanciare la struttura e soprattutto l'attività, all'azione di garantire il controllo di attività assistenziali, amministrative e contabili, al punto D si dice verificare la possibilità di organizzare alcuni servizi interni. Ecco,
volevo sapere in questo caso come si intende, cosa si intende per la riorganizzazione dei servizi interni, poi avrei anche altre domande relative agli altri servizi. Grazie. Grazie, però ci sono altri interventi? L'ho presa di si è girato una domanda L'avevo guardata prima, visto che le mani erano ferme, quindi infatti ho spiegato che si girasse per togliere. Senta, no, le questioni sono due per me. La prima è che la realtà che si impone in questa azienda è che sta diventando è diventata un'azienda molto importante che non si occupa più e soltanto di anziani e di come struttura ricettiva, ma come dire, ha un'azione a largo raggio che va da campeggio piuttosto che da disciplinare che sta qui, eccetera, eccetera. Che occupa, vuol dire, una quota importante anche dell'attività del territorio e ci si domanda, almeno io, anzi noi posso dire, non riusciamo a non domandarci come mai un'azienda così importante sia affidata a persone che secondo me hanno delle competenze basilari, come dire, sostanzialmente diverse da quelle che vengono richieste dal mercato. E quindi nell'azione di controllo forse è prevista anche un'azione di rivisitazione delle personalità, delle persone che stanno guidando questa azienda, perché sarebbe interessante capire se esistono dei manager nella maggioranza capaci di guardare con un occhio un po' più, come dire, manageriale a un'azienda che è cresciuta nel tempo e che ha, come dire, l'ambizione di diventare particolare. E la seconda poi la faccio successivamente, se è il caso. Grazie. Grazie, consigliere Alterno. La parola a Sindaco, risposta. Allora, sulla questione della criticità, ritengo ormai superata dopo alcuni anni dell'equilibrio dell'azienda speciale. Io direi che oggi nel 2018, quindi oggi siamo in grado di dire che con quei servizi complementari la struttura stabile anche senza i 10 posti letto non è sufficiente. Ma questo non è un metodo risolutivo della problematica, perché se ipotizziamo che domani il legislatore ci dice che certi servizi non possono essere affidati a un'azienda speciale, come l'ho detto, a una società partecipata, perché abbiamo dovuto mettere in liquidazione la patrimoniale, a quel punto la criticità riemerge nella sua drammaticità. No? Quindi questo è stato solamente un modo per mettere in equilibrio economico-finanziario l'azienda speciale, un braccio operativo del comune, per poter mettere a regime. Oggi siamo all'ultimo seppur risicato, in previsione per tutti i 3 anni, però questo dà la forza di poter riportare in mano quello che era la progettualità legata agli scorsi anni, quindi la possibilità che l'azienda andasse poi a investire sul profilo di conto statutaale per riqualificare la struttura, recuperare quel dimensionamento che secondo la vigente legge consentirebbe il recupero dei 10 posti letto con un altro sufficiente. Questa era la strategia sin dall'inizio. Oggi possiamo dire di poterla riprendere in mano, non certo l'altro giorno. Siamo comunque intervenuti su 2 punti ulteriormente, oltre a quello di affidare i servizi. Uno che si è concluso da poco era quello di garantire alla struttura comunque un'ulteriore riduzione dei costi proprio carico, e l'abbiamo formalizzata prima in questo consiglio comunale, poi l'altro giorno al notaio, con la cessione dell'immobile a titolo gratuito all'azienda. L'immobile del caso di riposo a titolo gratuito all'azienda dovrà pagare solamente l'imposto deciso, insomma non è poco tra l'altro, ma con 120.000 euro non vorrei ricordare, però a fronte del capitale che è stato messo a disposizione dell'azienda aveva raggiunto una doppia finalità, quella da un lato che l'azienda non ha più il costo del canone nei confronti dell'amministrazione comunale del comune e quindi riduce ulteriormente i propri costi, dall'altro comunque l'immobile rimane della comunità perché l'azienda speciale è
braccio operativo dell'amministrazione comunale, ma è totalmente di proprietà della città. Il secondo aspetto è che abbiamo messo comunque l'azienda in condizioni tali da essere proprietario di un immobile e quindi poter accedere più facilmente a contributi di ogni tipo, poter gestire con un po' più di malleabilità, quello che è di semplicità, quello che è un immobile che prima c'era la sua gestione e non in proprietà. Il secondo aspetto, così rispondo anche alla domanda del capogruppo Ferraro, è legata alla riorganizzazione. La riorganizzazione, e rispondo anche a quella del consigliere interno, la riorganizzazione sta venendo sotto un nuovo profilo. Il primo profilo è quello che voi vedete scritto anche nel parere del revisore unico, pagina 3, nella parte finale, dove si parla, auspicano, le parole sono: non da ultimo, visto quanto esposto con riferimento ai servizi sociosanitari e alla loro sostenibilità economica in futuro, si suggerisce di valutare la possibilità di una loro riorganizzazione al fine di riuscire a ottenere una migliore allocazione delle risorse e una maggiore contribuzione che consenta di recuperare marginalità. Lo stiamo facendo perché abbiamo già fatto vari incontri con la struttura apicale e il sistema di organizzazione in corso, non so se sarà tutto legato al calo dei costi, ma certamente darà un legato al miglioramento del servizio. Questo non ne siamo certi, poi i tempi di attuazione non li so, non li conosco, dipende molto da quanta forza avrà l'azienda. Sotto l'altro profilo, se il suo riferimento, il consigliere Anselmo, era legato alla parola usata è rivisitazione di chi guida, mi pare, no? Di chi guida l'azienda, si intende per quanto riguarda il carico di presidenza, ci sarà una scadenza naturale che è quella prevista dalle norme e poi si faranno le valutazioni all'esito del percorso fatto. Se invece il riferimento era quello dell'incarico di direttore della struttura, a seguito del passaggio ad altro lavoro, quindi alle dimissioni dell'uscito direttore della dottoressa Cazzaro, la scelta dell'azienda, che peraltro comunque è stata condivisa con l'amministrazione, è stata quella di affidare provvisoriamente a una risorsa interna l'incarico di direttore con lo scopo di arrivare, penso entro giugno, comunque a una selezione per la formazione di una nuova figura, uso lo stesso termine che ha dato lei, manageriale, ma questo perché? Perché prima l'azienda speciale gestiva solamente case di riposo e quindi la figura direzionale doveva avere una formazione che era completamente legata ai servizi della casa di riposo sociali e sociosanitari. Oggi la struttura è complessa e complementare perché la pluralità dei servizi che l'azienda è stata chiamata ad assolvere, a portare avanti anche a seguito della messa in liquidazione della Camera del Patrimonio è talmente complessa che non può essere più diretta solamente da una persona che abbia una formazione a livello scolastico ma anche a livello di esperienziale strettamente legata alla gestione delle case di riposo. Anche quell'ipotesi inizialmente ventilata di poter fare una sorta di convenzione, come avevamo pensato, con un'altra casa di riposo vicina a noi, dove la figura apicale poteva comunque avere la competenza sicuramente di mandare avanti l'azienda speciale a livello direzionale per la componente casa di riposo, l'avevo scartata proprio perché non è l'unica componente necessaria che deve avere la figura direzionale, quindi ci sarà un dato che dovrà essere dedicato ad un manager che sappia gestire un campeggio, che sappia gestire un mercato ittico, che sappia gestire una casa di riposo, che sappia gestire il verde e le linee blu, che sono tutti i servizi. Una figura complessa, certamente non sarà certo il comune che farà quel quando perché deve fare l'azienda speciale, però io mi auguro e auspico che si parli di una persona che abbia avuto una formazione scolastica alta e qualificata conforme a quelle che sono le esigenze. Se poi c'è un'esperienza tale da poter essere immediatamente operativa, per portare avanti tutti questi servizi, e allora abbiamo fatto bingo. Grazie, ci sono altri interventi?
Ringrazio il signor Sindaco perché è esattamente il pensiero del gruppo Miolo, quello di pensare a una figura capace di poter governare situazioni complesse, sempre più complesse. Quindi lo stato di fatto è che attualmente, a partire dalla Presidenza, senza voler prendere nessuno e senza voler, mi pare che non ci sia questa attitudine per cui si auspica che anche la Presidenza futura abbia una caratterizzazione di questo tipo. La domanda successiva che volevo farle però era legata a un tema che sai come fa quando l'assessore mi ricordavo alle Nauge, cioè il tema dell'OIC, l'opera di Immacolata Concezione, che era adiacente, quindi a Caldo c'era Luna Verde che offriva dei servizi all'avanguardia, che la proposta era, come dire, assolutamente interessante, era stata sposata all'epoca dall'amministrazione dall'ex presidente Ferro ormai compianto e ci chiediamo se a che punto sia quella partita lì, perché io non ho saputo che relazione e come si sta muovendo quel complesso, e se sono state pensate e previste delle sinergie con Capri e con la Moschetta, tali per cui un servizio sia sempre più migliorato e sempre più utile a rispondere alle bisogni delle persone. Sì, lo sindaco, se vuole rispondere. Sì, la struttura che doveva essere e dovrà essere realizzata dall'OIC ritengo sia una delle opere che si poteva realizzare sul territorio proprio dal punto di vista sociale, perché andava a implementare un servizio, ma non solo sotto il profilo di quella che era l'assistenza, quelli che erano i servizi che la struttura poteva dare, dall'RSA, all'Alzheimer, alla talassoterapia, insomma tutto quello che noi sappiamo che da anni discutiamo, ma anche sotto il profilo della riqualificazione di una zona semi-degradata, ritengo, e dal punto di vista ambientalistico DOC, e l'aspetto soprattutto che mi interessa molto è anche quello legato all'occupazione, perché avrebbe garantito un sacco di posti di lavoro che avrebbero dato risposta non solo per la stagionalità ma per l'intero anno. Con la morte da lei chiamata il professor Ferro si è rallentato tutto fino a che poi la gestione, credo, delle società di riferimento non è stata ripresa in mano e hanno deciso di portare avanti la questione. Attualmente tutto è fermo all'email perché non è ancora stato ultimato nelle ultime informazioni che avevo. Lo aspettiamo da tempo. Peraltro quello che mi viene detto, soprattutto per le vie brevi, è che appena è stata ottenuta la legittimazione si è in grado di poter iniziare. Nel frattempo, in attesa di legittimazione del progetto, nel frattempo già poco dopo che era stato presentato in questo consiglio comunale il progetto dell'OIC, la società aveva provveduto già alle demolizioni della struttura esistente, credo, ecco, però si era limitata a quello perché senza la legittimazione progettuale non è possibile andare avanti. Che poi ci siano accordi tra chi realizzerà quella struttura e la metterà a regime, e quindi a gestione, e l'azienda speciale, in questo momento non credo, anche se a suo tempo si era comunque ragionato di poter comunque andare a una sorta di collaborazione, perché è strumentale senza avere il territorio. Grazie, ci sono altri interventi. Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere, si faceva riferimento al fatto che in qualità di azienda speciale si potesse fare affidamento, no, a nuovi bandi soprattutto. Allora, a pagina 7 si fa riferimento a un progetto transfrontaliero nell'ambito dell'aggregazione aziendale in collaborazione con altre strutture sanitarie. Sappiamo già di che progetto si tratta e di qual è l'importo relativo alla partecipazione dell'azienda da Moschetta. Grazie. Pagina 7 di cosa? Il piano programma? Non lo trovo. Credo, il Presidente me ne aveva accennato, però credo che sia attualmente, non so qual è il contenuto, però credo che sia attualmente legato alla possibilità appunto di accedere a dei finanziamenti.
siccome sono finanziamenti regionali e comunitari, bisogna vedere il finanziamento come viene posto in evidenza, nel senso qual è il contenuto del finanziamento, però l'argomento sarebbe quello della collaborazione transfrontaliera, però non c'è un contenuto perché non abbiamo i bandi. Grazie, ci sono altri interventi? Nessun intervento, mettiamo i voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti.